Benvenuti al nuovo appuntamento con l'agenda di Sardinian Life, la rubrica con i consigli su come e dove passare il vostro tempo libero in Sardegna. Vediamo alcuni degli eventi più importanti del prossimo weekend fino a quelli del ponte del 1° maggio. Partiamo da Carloforte il 28 e 29 aprile con la sagra del couscous tabarchino. Sull'isola di San Pietro l'appuntamento è con il gusto e il divertimento tra show cooking, musica, spettacoli dalle 10 del mattino fino a mezzanotte. Il 28 e 29 aprile a Chiaramonti, Zaramonte Fatto in Domo. Un incontro tra sapori, artigianato, archeologia e musica nel cuore dell'Anglona, con visite guidate al centro storico del paese e alla necropoli di Sumurrone. Troviamo tutte le informazioni sulla 2 giorni sulla pagina della Proloco di Chiaramonti. Tanti appuntamenti in un solo evento ad Arborea con la Fiera dell'Agricoltura il 28 e 29 aprile. La mostra bovini di razza frisone italiana, Florovive e la Sagra della Fragola. Poi oasi dedicata allo street food, la domenica degustazioni di prodotti tipici con a tavola in fiera. Sulla pagina Facebook della Proloco di Arborea troviamo il post dell'evento con il programma completo. Sabato 28 e domenica 29 aprile a Norbello Sagra de Sant'Unna. Degustazioni di piatti tipici a base del prelibato fungo tra mostre, musica e sfilate delle maschere tradizionali sarde. Tutte le informazioni e il programma sulla pagina Sagra de Sant'Unna Norbello. A Cheremule, sabato 28 aprile, Archeo Tour, visita guidata con archeologo nel Parco dei Petroglifi, un vero e proprio museo a cielo aperto dove si possono osservare manufatti risalenti al Neolitico. Per avere maggiori informazioni possiamo contattare l'associazione Il Centro di Atlantide direttamente dalla pagina Facebook. Appuntamento con il dolce succo di Bacco il 28 aprile a Uri con Sadie de Suinu. Protagonisti vini dei produttori locali, con degustazioni a passeggio lungo il centro storico del paese e assaggi di piatti tipici della tradizione. Tutte le informazioni sulla pagina Amici del Vino Uri. A Cagliari dall'1 al 4 maggio Festa di Sant'Efisio. Uno degli appuntamenti più importanti dell'isola, un intenso momento di devozione, fede, cultura e tradizioni centenarie che si concentrano il 1° maggio durante la famosa processione. Su Facebook troviamo la pagina della festa con tanti contenuti e i post degli appuntamenti più importanti. Dal 25 aprile al 1° maggio Olbia in fiore. La rassegna florovivaistica all'insegna della natura e della musica con esposizioni floreali, street food e divertimenti per bambini. A Gonno Stramazza il 1° maggio al via Arti e Mestieri, una giornata dedicata alle tradizioni del territorio con la 13ª Sagra del Gâteau, il dolce tipico che per l'occasione sarà preparato dalle sapienti mani delle massaie del paese. Sulla pagina della Proloco di Gonno Stramazza è postato l'evento con il programma completo della manifestazione. Vi ricordo che tutti gli appuntamenti sono online sulla pagina Facebook di Sardinian Life. Se invece volete segnalare o promuovere il vostro evento in questa agenda, inviate una mail a info@sardinianlife.it.